Allora, mo tu sai che cos'è questo? È un videogioco. Ok, ma questo è il gioco alla gente. Sono il primo cantante napoletano che praticamente tiene il suo videogioco. Il primo cantante napoletano sicuramente, perché non credo ce ne siano altri. Poi se I verranno... vari Celentano, Morandi, No, 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 no. Versace Mina, tanti altri, non tengono niente. Non hanno avuto, diciamo, l'idea del videogioco. O se ne fregano o non ci hanno pensato, non lo so. Un napoletano sicuramente si primo. E speriamo che questo fatto lo vedano moltissima gente, perché è sfizioso, insomma, si è già capito buono. Cioè, ecco qua, ma tu sei sei un videogioco. Ecco, non ci stai giustamente dici che resta la cosa. E che su cosa bannanza a rete Chi ieri, sei tu? che suoi lungieri, Sei tu, e qui sta pure con caduto, caduto lo meccanico. e me, E devi sconfiggere i motociclisti. Invece di sparare, perché poi sparare è brutto, basta sparare, ci vanno in note, il nodo, le note musicali. Sempre meglio a cantare che a sparare. E quindi vedi, si fa un punteggio. ma lo stanno prendendo la gente. Eh sì, sì, però ovviamente è difficile da capire, perché giustamente è un pubblico un po' più grande, poi è attaccato a determinate tradizioni, però uno può dire esiste sta cosa. Questi sono i motociclisti, sono i delinquenti. I delinquenti e si fa un punteggio. Ma ovviamente ogni nota fai determinati punti e cangoppe qua ci stanno l'accumulo dei punti. Poi arrivi a 200.000 punti e si sblocca una cosa che mo tra poco ti faccio vedere perché ci stiamo pure quasi. Questi non hanno visto nessuno e l'hanno visto già 150 persone. Uno si mette là, sbarì. Tanto che stiamo sempre ittati con un telefono ma almeno fai un'interazione. Questo si può giocare sul computer e sul telefonino. Perché questo sta per tutto il mondo, questo coso. E lo possono scaricare. Gratis. Gratis, gratis. Se no dicono i soldi, che i soldi non ne tiene nessuno, però non va trovando che l'ha da tenere nessuno. Quindi vabbè, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto questa cosa così. Perché io poi ho visto quello lì di Michael Jackson, che salta in coppia insomma da Sì, sì, perché gli ho fatto vedere Moonwalk della Sega Saturn, quindi già è un paradosso. Mario Dreve per vedere Michael Jackson, però però è importante perché sai c'è Kill, ero convinto che l'erano fatto pure gli altri e questo è grazie a te che sei così bravo insomma. Io penso delle volte bisogna sperimentare un po', ovviamente è difficilissimo perché noi siamo attaccati ad un determinato, ad una determinata idea, delle volte siamo anche, come dire, anche nemici di noi stessi, come popolo purtroppo. Però uno comincia a fare, poi è capace che quello che è una sciocchezza oggi può essere un divertimento domani. Intanto vedi un po' l'evoluzione a ruota morte insomma. La pagella... Quello già facevano un bello grande successo sia in teatro che praticamente con il film. Mi ricordo che incassarono Cassarono 1 miliardo e 800 milioni, la Concord nel Record. 77-78, figura. No, il film è l'80. L'80 è 80, l'80. 1980. L'80, sì, sì. Poi 180 teatri in tutta Italia. Figura. Ci mancava... La gente che faceva ammassata per vedere questo spettacolo, questa pagella. Ovviamente gli autori, Moxedano, io, che ovviamente è tutto un percorso. Loro che l'hanno scritto, insomma, che poi io l'ho incisa e poi La presence che poi alla R... discografia, Vincenzo Pollio, che era il mio discografico. E insomma, bei ricordi, bei ricordi. Alla RCA poi, l'RCA che l'abbiamo registrata all'RCA a Roma, era l'RCA
che la conosceva e la conosce tutto il mondo dello spettacolo, insomma. Sì, c'è l'istituzione. Molto bello, molto bello. Anzi, è stata una canzone molto fortunata e io sono stato fortunato che l'ho incisa e che è successo tutto quello che è successo dalla sceneggiata al film e poi siamo arrivati insomma al videogioco. Che poi ovviamente c'è una particolarità, perché poi, come è scritto pure nel libro, il film prende anche un po' ispirazione da un borghese piccolo piccolo. E mi ricordo che andammo al cinema, che vedemmo questo spettacolo, questo film che era praticamente molto bello, un borghese piccolo piccolo, e che poi io portai a Moccasedani, il nostro paroliere, Antonio a Moccasedani. vederlo, fingendo di non averlo mai visto, e dissi vogliamo andare a vedere questo film, perché a me mi rimase molto impresso. E andammo lì e lui subito insomma cacciava un pacchetto di sigarette in da sacco che non aveva la carta per poter scrivere, pigliarsi le idee. E insomma uscì questa grande canzone, La Pagella, che poi fece questo, ti ripeto, questo grande successo in tutta l'Italia, che portammo anche fuori questo grande film, che poi ci stava la Benamina Maggio, Rosalia Maggio. insomma, ci stava la Marisa Laurito, Sì. ci stava Marco Porelli, insomma, in questo film. Massimo Molto- Deda che faceva tuo molto figlio. bello, molto bello, molto bello. La- Per incassare 1.800.000.000 ha dovuto fare per forza insomma, un grande rumore, no? Ben venga, ben venga. Poi vabbè, ovviamente, in questo caso ho cambiato un qualcosa che non si spara, quasi canta, Hai perché fatto bene. all'epoca era, vabbè, un Era periodo di moda, storico era così un di po' moda, particolare. insomma. Il vendicatore. Il vendicatore, Tu però mi hai alla fatto fine male, io mi vendico, insomma. era, che poi era alla fine un po', c'erano gli anni di piombo fuori, il western e il gangster al cinema e un po' la canzone napoletana si adattò. Alla gente piaceva e tu gli dovevi dare Che quello che poi piaceva. sembra la gente, che è il mio problema. Sembra la gente. Perché il pubblico ha sempre ragione. Che Mi diceva un vecchio grande capocomico che si chiamava Alfredo Razzieri, che era il gestore del Teatro 2000, un altro grande personaggio del teatro. Chi mi riempie il teatro, quello ha ha ragione. ragione. E non è cambiato niente. È tutto uguale, è tutto uguale, è tutto uguale. Purtroppo ci adattiamo È anche diciamo, una questione di fortuna, attenzione. certamente. È cambiato un po' anche il Vabbè, pubblico. non fa niente. È cambiato, poi paziamo è meglio, giochiamo. Quindi gamma fa. Ecco qua, hai trovato il covo. Poi chi si muove è un malamente. Che fossero riccio e angelo. E sono stati sconfitti. E chi sto videogioco? Almeno tu lo faccio. Ci capivi? Non dovevi tanto conto. No, è bellino, è fatta buona, insomma, però queste cose qua la gente che sapeva usare un po' spaziale. Lo so. Però internet è un mondo, non è soltanto uno lo fa. Ok, Ok. ciao. Abbiamo vinciuto tutto a posto. Ok.